Archiviato il successo di Auto e Moto d'Epoca, la Fiera di Padova si prepara ad un nuovo evento. Torna per la 34esima edizione Tutti in Fiera, la rassegna del tempo libero che andrà in scena sabato 4 e domenica 5 novembre. Sport, balli, mercatino, collezionismo e anche uno spazio riservato al sogno americano. Oltre 600 espositori tra aziende e privati per 1 o 2 giorni all'insegna delle passioni di grandi e piccini. Fiera del tempo libero, potenzialmente una fiera per tutti. È una fiera per tutti i gusti, però con alcune caratterizzazioni, consentitemi l'espressione, professionali che in qualche modo qualificano l'offerta che noi proponiamo. E visto che la passione è anche quella per lo sport, a Tutti in Fiera troverà spazio anche il CONI. Presenteremo innanzitutto le maglie azzurre in collaborazione con l'associazione. Poi ci sarà una mostra di quadri sportivi, voglio ringraziare gli artisti in collezionismo, saranno 20 quadri tutti dedicati allo sport. Appuntamento d'eccezione poi alle ore 12 del sabato, con una vera e propria tavola rotonda di grandi campioni padovani e confronto sui valori dello sport. Rossano Galtarossa, Ruggero Pertile e Gwendalina Sartori, già al lavoro in previsione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nell'individuale cercare una medaglia è difficile, però penso di potercela fare. Non metto comunque le mani avanti perché può comunque non andare bene. Con la squadra abbiamo dato visibilità a Rio, abbiamo visto che comunque ce la possiamo fare. Incrociamo le dita e speriamo bene, insomma. Anzi, tanti italiani proprio per la vostra performance si sono anche appassionati al tiro con l'arco. Sì, questo sì, abbiamo avuto un sacco di nuovi iscritti, anche e soprattutto nel Padovano. Io sono contentissima che tanti, chiamiamoli fans, si sono avvicinati al mio sport e speriamo che la cosa sia proficua per gli anni prossimi, soprattutto cercando di portare dentro giovani.